una giornata sicuramente molto importante per la disabilità e molto importante per lo sport. Ho voluto portare appunto qui in Consiglio regionale il Challenge il Dragons Rugby Milano, appunto per presentarlo ai consiglieri e al Consiglio regionale, oltre che per far capire come si possono unire, diciamo, persone con varie disabilità possono giocare tranquillamente con persone normali. E volevo ringraziare appunto quanti hanno partecipato, tutto il lavoro che stanno facendo appunto questo gruppo di persone, e mi auguro che questo progetto che è stato illustrato possa avere un futuro a breve. Il progetto per noi, come ho detto prima, è uno degli obiettivi fondamentali. È impegnativo, però più forze riusciamo ad unire, certamente più facile sarà ottenere il risultato. È un obiettivo ambizioso, però ci sentiamo il dovere di mettersi a disposizione di questi ragazzi e di fare di qualcosa di importante, perché abbiamo visto che dando qualcosa loro ti ritornano e hanno uno sviluppo che è enorme. Per cui loro hanno il sacrosanto diritto di avere un percorso sportivo formato sulla loro persona. Well, it's become a reality, and what I want to say is the way the Italian authorities and the associations have opened their doors and given me every piece of help has been incredible. Sì, lo è diventato, il sogno è diventato una realtà, e soprattutto posso dire che il modo in cui le autorità mi hanno aperto le porte e ci stanno aiutando è stato incredibile, non me l'aspettavo e sono felice di questo. Well, to me I was quite selfish, because for me it was so gratifying, it was such a pleasure, that to me it wasn't work, it was just fantastic. Sono stato forse un po' egoista e ho visto questo lato, però mi sono divertito, è stata una cosa favolosa per me. There are no boundaries, there are no limits. Non ci sono confini, non ci sono limiti per nessuno. It doesn't matter what the challenge is, we will bring it in. Non importa quale sia la sfida, lo porteremo dentro. Age, Qualsiasi no problem. età, non c'è nessun problema. So it's open to include everybody. Ed è aperto per includere chiunque. Il progetto Dragon Milano Dragon Challenge è assolutamente un'opportunità sportiva, nello specifico di rugby tag, per tutti i ragazzi con sfide, quindi con delle caratteristiche personali che appunto vengono chiamate disabilità, a noi piace chiamarle sfide, ed è soprattutto un'opportunità di potercela fare nella vita. Quindi grazie a una progettualità sportiva il nostro intento è proprio quello di permettere di acquisire, di migliorare delle competenze psicologiche, fisiche, sociali da sfruttare, da mettere appunto in atto nella vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi importantissima per noi la collaborazione proprio con tutti quelli che sono i servizi pubblici e privati che seguono il percorso della persona con sfida, e soprattutto delle famiglie, per cui anche un appello è quello proprio alle famiglie del nostro territorio di credere in questo progetto, di venirci a trovare, proprio perché è un'opportunità per ognuno. Noi pensiamo che ogni persona è portatore di un valore, di una risorsa, e quindi per ognuno di loro c'è una possibilità di inclusione all'interno di tutto il club, che è una grande famiglia. Sport come il rugby, che è un gioco di situazione, ci mette avanti i giocatori a delle situazioni a volte sconosciute, ad attivare delle nuove strategie, a trovare delle proprie risorse, il coraggio di affrontare determinate situazioni, e riconoscendole poi queste risorse possono essere messe in campo nella vita di tutti i giorni. E quindi capita spesso che i genitori si stupiscano poi di quello che i ragazzi, i bambini e i giovani portano in campo, e fanno forza, cercano di fortificare queste competenze che vedono in campo e le fanno ampliare nella vita di tutti i giorni. Quindi l'obiettivo è migliorare la qualità di vita. È un po' difficile andare in meta, perché intanto bisogna fare un po' di passaggi, e poi se fai un po' di passaggi anche in ala puoi andare anche in meta. E cosa puoi dire a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno delle sfide davanti? Possono venire da voi? Beh sì, così possono venire da noi, ci alleniamo insieme, e così impareranno un po' di cose.